Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Noi siamo su AO International Tennis, siamo al torneo di Amburgo, purtroppo sull'erba. Mi sono allenato un po' sulla potenza, l'ho aumentata di 9 punti, perché insomma, siamo molto in difficoltà con la potenza, siamo ancora scarsi. Abbiamo notato che siamo molto forti nella terra battuta e sì, nell'argilla, comunque la terra rossa, per capire, perché qua sono iscritto un po' da cazzi. Infatti abbiamo vinto in Russia e fatto una semifinale a Vienna. Adesso vediamo ad Amburgo, vediamo dove siamo. Siamo contro lo slovacco Rajan, un bell'uomo anche lui. Ok, andiamo a vedere le sue caratteristiche. Lui è più forte. Allora, vediamo. Lui sicuramente ha un buon rovescio, ha faticamente il 37%, io 27, 860esimo del mondo. Quindi il rovescio ce l'ha buono. Come potenza si ha, insomma, riflessi, resistenza, velocità, questo è medio, nelle caratteristiche, insomma, fisiche non è male. Servizio, poca roba. Dritto, andiamo bene. Non dobbiamo assolutamente concedere il rovescio a Ryan, che è veramente, veramente forte. Eccoci qua. Vediamo perché sull'erba, insomma, non so quanto forti siamo. Vai. Scegliamo testa, è sempre importante fare bene in una superficie che non sia la terra rossa. Nel cemento abbiamo visto comunque grosse difficoltà. Servizio. Vai. Si parte qui ad Amburgo. Si parte subito con un fall. Non dobbiamo dare il rovescio, ricordiamocelo. Nessun rovescio, ricordiamo che siamo... mamma mia. Ricordiamo che siamo a pro. Difficoltà importante per Veneziano. Difficoltà curiosa. Siamo specializzati sulla terra rossa per il momento. Siamo un Kumenda rosso. Non te lo do il rovescio. Qua devo per aprirmi il campo. Cambiata la pallina però. Cazzo che bello che era questo. Grande. Questo gioco è cambiato però. C'è più realismo nella pallina nella superficie. Bello, mamma mia ragazzi. Il gioco è stupendo. Quindi ci pare. Servono gli ace però come. No, mai dare il rovescio a questo. No. Sto Ryan è un buon giocatore, Buono. Cazzo, guarda che effetti che fa. Non li posso, cioè il rovescio abbiamo visto che è fortissimo. No. Brutto errore. Break point per Ryan. Ho bisogno degli ace però. Corta che per il cume. Che bello. Provo il challenge ma la vedo dura. Buonissimo, ha provato. Mi ha beccato subito Ryan, ragazzi. Se non siamo sulla terra rossa sono cazzi. Vabbè, ancora lunga però. Vediamo. Nego io. Very compliment, very compliment. Dai come, andiamo sempre. Belli, madonna che colpo. Questo è un gran colpo di veneziano. Rispostona. No.
Ci provo. Sembra fuori, però proviamo. Peccato. Andare su 2-0 però anche no, eh. 30-15. Guarda come gira adesso. Buono, buono. 30-0. E qua però le do il rovescio. Cosa? Questo si inventa dei colpi però. 40-30. Mamma, su 2-0 è un po' dura, Scusa. Bravo veneziano. Salviamo un possibile 2-0. Bisogna andare solo 1-1. Dobbiamo fare il contro break subito. Se vogliamo sperare di vincere il primo set. Mamma mia che colpo. No, erroraccio del cubo. Ho esagerato qua. Non male. Palla corta e mamma mia che... ma è tanto più realistico adesso. No, che sbaglio. Cosa gli ho regalato? 2-0 Ryan. Non avevo capito niente. Mamma mia ragazzi. Rischio di perdere male il primo set. Cambiamo un po' gioco. Facciamolo correre. Ma guarda cosa mette. Fuori. Ciao Ryan. Non mi entrano gli ace. Ciao. No, come, ma cosa sono ste robe? Doppio set point, mamma mia quanti errori raga. Prova un pallonetto il cume. Bello. Questo è un gran colpo. Sono già stanco però. Dai. Bello sto colpo, è proprio forte questo, Meno male, siamo ancora vivi. Siamo ancora vivi. Bello questo, un colpo da maestro. No, ma perché dorme così? Terzo set point. Errore. Che numero è? Non ci credo. Che numero ha fatto? Bello, finisce il primo set. Ragazzi, sto rischiando di perdere anche il secondo set. Siamo match point. Troppo ace 0. Sto qua veramente forte, comunque per il momento vado bene solo sulla terra. Da buon italiano. È andata.
No, finita qua. Finisce qua ragazzi, perdo 3-0, 3-2. Game. Mamma mia, brutta scoppola. Veramente bravo comunque questo, non mi ha lasciato veramente respirare mai. Vabbè, adesso andiamo a fare un altro torneo. Hamburgo è andata bene. Finora i risultati migliori assolutamente su terra rossa. È abbastanza oggettiva la cosa. Alla fine vince il tedesco Dobson. Torneo concluso. Qua non ho un cazzo da fare. Selezionamento successivo. Per i challenge secondo me non siamo ancora pronti. Terra battuta tutti e due a sto punto. Ragazzi, abbiamo il torneo in casa a Venezia su terra rossa. Ragazzi, ho visto per esempio che si rideva in live del Open di Vicenza, robe così, ma esistono veramente, quindi cioè, le città sono tutte quelle vere. Cioè, so che è pazzesco, però è così. Siamo a Venezia. No, per questo, ciao, solo questo vale tutto. Siamo in casa, ragazzi. Torneo. Boh, siamo contro l'ucraino Wilkins. Vediamo com'è. Questo secondo me è superabile, proprio forte in dritto, ma possiamo batterlo questo, dobbiamo batterlo, siamo in casa, fioi. Ciao. Ragazzi, siamo nel nostro Ciao fiori. Open di Venezia. Vai. Quiet, please. Vediamo se mi gaso. E subito. Ecco, subito prendo le bombe da Wilkins. Love. Peccato, sembrava mia il punto. Però la terra rossa è la mia. Mamma mia, subito 0-30, calma. Sente la tensione di Venezia. Madonna ragazzi, hanno veramente reso più difficile il gioco questo aggiornamento, forse. Sto prendendo le bombe. Cazzo no, in casa, però sulla terra rossa. Ecco. 1-0 subito. Molto bene. Sono quelle cose della vita che mi gasano, ma senza il mio mister è dura. Ho sbagliato il pallonetto qua, non aveva proprio senso. Ciao. Raga, è leggermente dura, Forse dobbiamo riabbassare il livello. Beh, calma adesso, dai, come stiamo calmi. Ok, finalmente facciamo qualcosa. Con calma, no, con calma. Siamo a casa nostra, qua a Venezia. Grande risposta. Grande, dai, calma. Possiamo controbreccarlo se vogliamo, non è impossibile a Wilkins. È solo un uomo curioso, questo sì, glielo concedo a Wilkins. Se rispondiamo così, mi sono creato un altro punto eccezionale, doppio black point. E ricordiamo che siamo comunque, è meglio non servire la prima volta, come nella realtà. Dai, brecchiamolo subito. Nostro errore, nostro errore. No, porco due, però, dai, sto errore gratuito, no. Dio madonna. Guarda che numeri.
Bisogna metterlo, però questo non deve andare lui sul vantaggio. E che è lui in mano il punto. Dio Cristo, però, che sfiga, oh, che sfiga. Adesso rischio di andare sul 2-0 immediatamente. Dove il pallonetto il cume? Yes, meno male. Importante questo. Ottima risposta e mi creo il punto. Se rispondo bene sono dolori per weakness. Advantage. Ho bisogno di sta breccata, ho bisogno di sta breccata. Ecco. Trova sempre il modo di fregarmi quando sono in vantaggio io. E mi crea un altro breakpoint. Advantage. Il quarto. Questo era buono, però anche questo sì. Ci voleva. Perché sulla terra gioco meglio. A questo punto faccio solo terra per il momento, perché non ci credo. Bello. Adesso non devo perdere il mio servizio, però. Risponde sempre così, ma va sempre bene, oh. Incredibile, che... Dai, ma non puoi tirare così, però. Facciare i coglioni ste robe. Non mi viene più un ace, fa sempre puntare. Va bene. Stai calmo, Kuma. Proprio a 0 no, però. Guarda come tira! Che salvataggio, però ormai, ciao. 2-1. Ricontro bene. Che bello. Adesso serve per vincere il primo set. Che bisogno degli ace ho bisogno. Era salvo, ma bello. Ho paura che qua so dolori. No, vabbè, cioè. Quando sbagli sti colpi vuol dire che devi perdere. Meno male. 30-15. Speriamo possa girare su questo suo errore. Tutte me le dà, tutte sbagliate ormai. On the right far sideline. The ball was called out. Vabbè, 2 set point li fa sicuro. Has 2 challenges remaining. Scoppio a giocare. 40-15. Dai, chiudi sto punto. Non stiamo giocando male, però. Questa è una gran risposta. Dai che ho in mano io il punto.
Sì, grande Kume, dai con calma. Risposta al fenomeno del bug. Advantage. Ciao. Mamma mia che pesante. 2-2. Gain. Adesso devo riuscire a vincere. Non riusciamo a vincere sul proprio set. Buon servizio. 15 love. Ho bisogno dell'ace però. Buonissimo servizio. Forse il Kume comincia a ingranare. Quando me la tira così, cioè faccio fatica incredibile. Buono. Dai che in difficoltà. Ciao. Se vinciamo il primo set è importante. Dai. Cosa ha fatto? Cosa mi ha fatto Wilkins? 40-15. Incredibile il Wilkie. Sembrava out. Ti prego chiudila. Grande colpo. Spreco il secondo. Possibilità di andare su 3-2. Che culo. No, Dio Cristo, ma no. Dai. Non ho parole. Da 40-0. Meno male. Advantage. Adesso devo chiuderla però, eh. Ti prego, come chiudila. Controtempo. E la sbaglia chiaramente. Non ho parole, cazzo. Adesso rischio veramente tanto. Ecco, benissimo. Advantage. Però è pazzesco però. E se non le faccio più. Li hanno depotenziati forse. Ecco. Non ho parole, non ho parole. Gain. Non ci sono parole per descrivere lo schifo. Adesso sul 3-2 lui, vediamo se perde anche questo servizio. Incredibile, non avevo ancora vinto un game sulla nostra partita bizzarra. Avevo un'occasione d'oro. Ecco, c'è anche l'errore. 15 love. Un gioco un po' scorbutico da parte di veneziano. Ma non puoi fare sti errori però, dai. 30-15. Sti errori gratuiti, madonna. No. The receiver is challenging the call on the left far sideline. The ball was called Sì, out. sì. Bene, per il primo set immediatamente. The receiver has one challenge remaining. 40-15. Niente, non è la mia serata oggi. Buono. 40-30. Dai, come sveglia però. Salviamo.
Che colpo. Mamma mia, qua veramente mi sono salvato in maniera devastante. Bella risposta. Calma. Possiamo ribreccarlo ancora. È pazzesca questa partita. Chi ha il servizio fa fatica. Non so come sia possibile. Ma Venezia è questa. Non ci credo. Dai. Non far cappelle come. Yes. Incredibile, partita show. E adesso tie break. Yes, questo è buono. 1-0 the server. E adesso devo veramente tirare fuori la partita, il set della vita. Cioè il game della vita. Non ci credo cosa ho salvato. Bello, gran colpo qua. 1-all the receiver. I tifosi chiaramente non esultano perché sono io in casa. Questa è casa mia, non puoi vincere a casa, non posso perdere il primo turno in casa. 2-1 the receiver. Cazzo di Lace. Ah. Eccola là, sapevo io. 2-all the receiver. Brutto errore questo. Oh, quando me la fa così, Dio là. 3-2 E mo so cacchi. Questi tifoni sono impietriti. Non posso perdere il primo turno a Venezia. Questo è un punto pesante. A lui il pallino per adesso. Punto importantissimo ragazzi questo, perché aveva lui il vantaggio, Mamma mia, importantissimo questo. Questa è una bella risposta. No, ho sbagliato tutto. Meno male. Mi è andata bene qua. 4-3 the receiver. Non devo perdere il mio servizio. Ci provo. Sì. 5-3 the server. Mettiamo anche questo cube. Non ci credo salva un ace fatto. Dai. Yes. Sì. Dai che è un set point. Comunque sulla terra vado molto molto meglio. Yes, primo set nostro, meno male, dai. Che fatica. Raga, è incredibile, vinciamo solo i game dove non serviamo. Adesso siamo sul 3-2 e serviamo per il match. Vediamo se stavolta ce la facciamo. A sfatare il tabù servizio. Ancora con ste robe. Niente, non si deve. Cioè, se serviamo non vinciamo. Cioè, è spaventoso. Dai, sfattiamo sta tabù e andiamo a casa. Ecco, niente, incredibile, incredibile. Ho bisogno degli ace. Niente. Non sbaglia mai quando servo io. La partita deve andare così.
grandissimo colpo questo è devastante per lui. Credeva proprio nell'auto invece. Ace 0. Oi. Mamma mia. Pallonetto impossibile. E invece riesce. Calma. 30-15. Calma, Kuma, calma. Dai che esce ha paura. Mi sono creato un gran punto qua. Doppio match point. 40-15. Incredibile. Dai. No, non ci credo. Pallonetto. Niente, i pallonetti li soffrono sempre. Yes! Si va al secondo turno, ragazzi. Game, 7 match. Si va al secondo turno, raga, con classe. Qui a Venezia. Incredibile. I tifosi mi amano, cazzo. Secondo turno, vediamo contro chi. Vediamo con che porco andiamo. Siamo contro il tedesco Osborne, raga. Si gode. Un saluto al comandante veneziano. Ciao!